Condizionata per 4 anni sul miglio, Bianca Marafont, Brigidella, Bip Bip MTT, Borg Griff, Baltimora Trio, Battisti Griff, in seconda fila Briscola Matley. Favori, chiusura per Bip Bip MTT, Bianca Marafont e Borg Griff, le alternative principali. E vediamo le fasi di lancio con il tentativo di Bip Bip di andare subito in testa, riesce a superare Bianca Marafont, si accoda in terza posizione invece Brigidella, mentre non passa però numero Bip 5 Bip, subisce il Baltimora rientro Trio di Bianca squalificato. Marafont, mentre in partenza ha sbagliato Baltimora Trio, che è stata squalificata, e se ne vanno in 14 secco i primi 200 iniziali con Bianca Marafont che ha respinto i tentativi di Bip Bip, che ha dovuto accodarsi. A questo punto esce all'esterno Borg Griff dalla quarta posizione, muove Alessandro Gocciadoro, va deciso e punta su Bianca Marafont. Terza posizione per Brigidella, intanto ha fermato sensibilmente ora il ritmo Francesco Di Stefano, in sediolo alla sua Bianca Marafont, i primi 600 se ne vanno in 46,1, al largo prende posizione anche Battisti Griff. Gruppo chiuso da Briscola Matley, intanto gli 800 in 1 minuto e 8 decimi, con situazione tattica invariata, in testa Bianca Marafont, in seconda posizione Bip Bip, all'esterno Borg Griff, che è seguito da Battisti Griff, alla corda Brigidella, in coda Briscola Matley, chilometro coperto in 1,16 con situazione tattica che vede Bianca Mara in vantaggio, Borg Griff all'esterno, Bip Bip MTT lungo la corda, ancora Brigidella e Battisti Griff a chiudere Briscola Matley. 400 alla conclusione con un parziale ora in 14,8. Bianca Mara si mantiene in vantaggio, Bip Bip in scia, all'esterno Borg Griff, al largo Battisti Griff che sposta in terza ruota, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. In vantaggio Bianca Marafont, Borg Griff ci prova ancora, ma sbotta di galoppo e così può lanciarsi all'interno Bip Bip MTT, poi Borg Brigidella Griff, e Battisti Griff, finale con Bianca Mara e all'interno Bip Bip MTT, che forse nell'ultimo tempo riesce a passare 29,4, intanto a chiudere 1,14,8 la media, ma bisogna rivederlo questo arrivo perché è davvero strettissimo fra Bip Bip MTT, che rimonta inizialmente Bianca Mara, che poi si riprende e riguadagna qualcosa, ma all'interno forse le ultime battute danno ragione a Bip Bip, ma bisogna rivederlo. Ecco qua le immagini con Bip Bip che di una testa vince su Bianca Marafont, mentre per il terzo posto all'esterno di tutti è Battisti Griff che ha ragione di Brigidella. Il successo quindi, ed è il quarto a seguire per questo allievo di Lorenzo Baldi, del signor Giancarlo Miotto, quarta vittoria consecutiva per Bip Bip MTT, questa volta in open stretch vince, piega Bianca Marafont di precisione, ma ora chiaramente sul palo, come ci mostra il rallenti al terzo posto finisce invece Battisti Griff.